La Lega aumenta lo stipendio al suo dirigente in consiglio regionale. È successo ieri con un blitz del partito di Matteo Salvini e grazie a un emendamento presentato all'ultimo dalla Giunta Zaia che al secondo tentativo è riuscito ad aumentare lo stipendio al dirigente dell'intergruppo Lega Lista Zaia. L'emendamento era già stato ritirato altre 2 volte. Ieri, tra polemiche da parte dell'opposizione e invece una maggioranza taciturna, ma che ha mostrato qualche malumore anche all'interno del carroccio, ebbene il dirigente comunque è passato. Circa 28.000 euro in più per il dirigente del gruppo Lega. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 9 marzo 2022, la prima notizia del giorno riguarda il voto di ieri in Consiglio regionale di un emendamento proposto dalla Giunta Zaia per alzare lo stipendio al dirigente del gruppo Lega e Lista Zaia. Un blitz quindi, ma vediamo sulle pagine del Gazzettino a quanto ammonta l'aumento di stipendio, che passa da 86.479 euro lordi a 114.396 euro l'anno, quindi 28.000 euro l'anno in più. La notizia naturalmente è su tutte le prime pagine dei quotidiani locali di oggi, dal Gazzettino al Corriere del Veneto, al Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso. Gli articoli di Alda Vanzan, Matteo Marian e Silvia Madiotto. Le critiche dell'opposizione con il PD che parla di un blitz arrogante e inammissibile, il Veneto che vogliamo che parla di una norma ad personam e Arturo Lorenzoni, lo speaker dell'opposizione, che non contesta il metodo ma anche il merito della scelta. E ancora Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, che ha ricordato che in Italia non esiste ancora una legge sul salario minimo e tantissimi lavoratori, pur lavorando, non riescono ad arrivare alla fine del mese. E quindi con gli stipendi fermi da decenni sarebbero in tanti ad aver bisogno di un aumento e a meritarselo. In questo periodo di crisi le risorse pubbliche non vanno certo spese in questo modo, ma devono essere indirizzate alle classi più deboli e ai cittadini più fragili. Questo per quanto riguarda l'emendamento approvato a sorpresa ieri in Consiglio regionale, ma sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi c'è... a proposito di stipendi dei dirigenti pubblici, perché naturalmente non va dimenticato che questi sono ruoli pubblici, quindi in cui gli stipendi sono pagati con i soldi delle tasse dei cittadini, ebbene abbiamo invece tra le pagine dei quotidiani del gruppo Gedi il bollettino dei redditi degli incarichi pubblici e meglio retribuiti. In Veneto il più ricco è Giorgio Palù, trevigiano, virologo di Oderzo, presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che nel 2020 ha un reddito di oltre 274.000 euro, con un aumento rispetto al 2019 di 104.000 euro in più sulla dichiarazione dei redditi. Al secondo posto il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio, con un reddito invece di 187.000 euro, anche qui in aumento rispetto all'anno precedente. Ma è interessante che nella classifica dei portafogli del 2020 tra i 10 primi posti troviamo 9 uomini e soltanto una donna, Giuseppina Botti, direttrice generale del GAL Patavino, con 115.836 euro. Quindi 9 uomini e una donna tra i 10 manager pubblici veneti con lo stipendio maggiore, e quindi molto probabilmente hanno ragione i veneti, anzi gli abitanti del nord-est, che al 60%
ritengono che la parità di genere sia sempre più lontana. Questo è un sondaggio pubblicato dal Gazzettino di oggi, realizzato da Demos per l'Osservatorio sul Nord-Est. La netta maggioranza degli intervistati ritiene che gli uomini continuino ad avere sulle donne dei vantaggi legati solo al fatto di essere uomini. Il 60%, la percentuale che è convinta di questo, è una percentuale in crescita rispetto agli anni scorsi. Nel 2020 era soltanto, si fa per dire, il 55%, a pensarla così. Nel 2015 meno della metà degli intervistati, quindi il 41% era convinto che ci fossero appunto ancora dei privilegi per gli uomini, mentre il 50% era convinto che le donne e gli uomini fossero ormai uguali. Era il 2015, oggi soltanto il 28% dei veneti, dei friulani e dei trentini è convinto che uomini e donne abbiano raggiunto la parità. È interessante poi vedere il dettaglio per fasce d'età e ovviamente per genere. Prendo i due casi estremi: le donne tra i 18 e i 24 anni sono convinte nella quasi totalità che gli uomini continuino ad essere privilegiati e avvantaggiati. Il 91% ne è convinto, solo il 9% delle donne tra i 18 e i 24 anni è convinta che la parità di genere sia già stata raggiunta. Dall'altro lato invece abbiamo proprio la stessa classe d'età, ma nel genere opposto, quindi gli uomini tra i 18 e i 24 anni. Per quasi la metà, quindi il 49%, sono convinti che sia già raggiunta la parità di genere. Il 45%, quindi a dir la verità una platea spaccata a metà, il 45% è convinto invece che gli uomini continuino ad essere privilegiati e avvantaggiati. In generale solo il 12% crede che le donne abbiano ormai più importanza degli uomini. Ma noi voltiamo pagina e parliamo ora del fiume Po, un fiume che ha raggiunto un record negativo. È infatti sostanzialmente senza acqua. In 30 anni non se n'è mai vista così poca. Il record è stato segnato ieri, ovviamente un record negativo. La secca peggiore da 30 anni a questa parte, appunto, non era così dal 1990, quindi 32 anni fa, e lo ha reso noto l'autorità distrettuale del fiume Po Mite, che dipinge una situazione disastrosa. Il dato peggiore è a Piacenza, dove gli indicatori si fermano a quota 0,49 metri per 293 metri cubi di portata al secondo. Numeri simili anche a Ferrara, Reggio Emilia e Mantova. Si parla dei territori ovviamente provinciali. Senza pioggia la situazione già critica è destinata a peggiorare. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi. Sul Mattino di Padova invece troviamo una notizia che riguarda il diritto allo studio, tema che da sempre Sveglia Veneto segue con attenzione. E allora oggi parliamo del progetto dell'ESU di Padova, l'ente per il diritto allo studio appunto regionale, che punta al seminario maggiore. Dovrebbe ospitare appartamenti per studenti, la struttura della diocesi che domani dovrà decidere in base alla proposta che è arrivata dal BO, quindi dall'Università di Padova, e appunto dall'ente per il diritto allo studio regionale. Si tratta di un'operazione dal valore di circa 20 milioni di euro. La notizia sul Mattino di Padova di oggi in un articolo di Giuliano Doro. Sulle pagine del quotidiano di Verona, invece, l'Arena, troviamo una notizia che riguarda il raid punitivo, l'aggressione avvenuta il 22 gennaio scorso di pomeriggio in via Mazzini, la strada dello shopping veronese, sotto gli occhi dei passanti. Un minorenne era finito in ospedale. Ebbene, la notizia è che sono indagati 23 esponenti di Casa Pound. Ieri mattina sono state perquisite dalla Digos e dalla polizia le loro case, le case di questi 23 militanti della formazione neofascista
neofascista di estrema destra Casa Pound. Dovranno rispondere di violenza e lesioni aggravate, denunciato anche un milanese per istigazione. Il gruppo, arrivato a Porta Leoni, aveva preso di mira un giovane, leggiamo sempre sull'Arena di oggi. Notata la polizia, poi aveva desistito. Il consigliere comunale di minoranza di centrosinistra Michele Bertucco dichiara si tratta di neofascisti. Gli esponenti di Casa Pound invece sono convinti che ne usciranno puliti. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gelli di oggi, dove si legge il titolo: aggressione selvaggia a Verona, indagati militanti di Casa Pound, picchiarono 5 minorenni in pieno centro e senza motivo, chiuso il cerchio intorno a 23 uomini dell'estrema destra, 12 avevano dei precedenti. L'ultima notizia di oggi invece è una flash, sempre dalla provincia di Verona. Il titolo: verso il ritorno alla normalità, da sabato Gardaland propone 3 weekend di preapertura. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, un saluto da Jack Calcetto e una buona giornata a tutte e tutti voi.